mi raccomando. Proviamo i segnali domani mattina, proviamo il tuo italiano, che domani sarà ovviamente in serie. Siamo in dirittura d'arrivo, ovviamente ancora complimenti alla band, lasciatemelo dire anche al batterista in piazza, di quello che diventa un po' come i Padovani, vanno a cercare di inseguire il leader della Femina 2010, questo momento che unisce l'atletica e la ribalta gli atleti della Libertà di Dolo. E Riccardo Pasan poi bis, vincitore un anno fa, vincitore anche oggi di un altro pianeta, ha talento e classe, ora è il cross che tra poco prenderà forma, eccoli qui, un bravo! Bravo Riccardo, quindi vincitore nel 2009, vincitore quest'oggi. Ecco intanto qualche bikers che si è introdotto intanto sul rettangolo che circonda la pista atletica, la cortesia di non entrarvi anche per tutelare il manto erboso e soprattutto ora di lasciare libero sfogo a coloro che stanno entrando quali proprietari. Ricordo un percorso obbligato vi condurrà alle spalle della tribuna scoperta dove è già pronto e attrezzato il ristoro per tutti. Un evento che ovviamente ecco, oltre il muro c'è il traguardo. L'applauso per gli amici di Oltremuro, una delle società che rappresentano il volto nuovo che lavora, che unisce il sorriso al piacere di dare una mano a una storia che si ripete per la quinta volta consecutiva. Fagian pallonato, quasi a prendere un linguaggio rugbistico da Caldarossa e Sommaggio, che attenzione, si arriva col palloncino della serie. Il grande lavoro, l'entusiasmo che va a disporre lo staff dell'Aidi della Riviera del Brenta, come sempre al fianco del grande appuntamento della talvolta ultima domenica d'ottobre, in questo caso. Qualcuno preferisce fare la volata e il palloncino dopo. Ha dato ovviamente l'occasione per essere vicino alle celebrazioni che le Rousseau Hotel hanno portato alla di domani spegne la sua 25esima candelina. Volata sotto il portale. Salutiamo quindi i vertici del Banco San Marco, intanto al lavoro lo staff che circonda Ivano Sacchetto e l'intero gruppo che da anni ovviamente si è fatto garante dell'impegno di oggi, di quello di domani mattina, senza essere ovviamente ma da Vladimiro Torturo a Patrizio Zago, da Alberto Albertini a Ivano Sacchetto, da Luigi Albertini a Massimiliano Mimo, sono loro gli artefici domani della partenza, ma anche oggi di una parte importante nella cornice della piscina Dolo. Si va. Attenzione, finale femminile, il nostro biker se ne è un punto di riferimento degli ultimi 150 metri, siamo quindi a dare visibilità alla fatica del settore femminile. Volata, attenzione, il finale che addirittura ne porta alla ribalta due atlete, ovviamente la vittoria è simbolica ma ha il suo significato. Grazie intanto ai bikers che stanno litigando un po' col pedale.